di giugno. Il futuro delle imprese e le ricette per rilanciare l'imprenditoria giovanile è al centro del terzo forum dei giovani di Confcommercio a Venezia. Oggi presente anche il ministro Tremonti, l'inviato Vittorio Cota. Un aumento del 10% dei giovani imprenditori produrrebbe una crescita del PIL pari al 20% del prodotto previsto per l'Italia nel 2010 e invece dal 2002 le imprese giovanili sono diminuite dall'8,1% a 6,3% del totale. Per i giovani imprenditori di Confcommercio occorre dunque un'inversione di tendenza, puntando non solo su agevolazioni fiscali, regimi forfettari, ma anche sullo snellimento della burocrazia ed il finanziamento delle nuove idee, ma soprattutto sentiamo il presidente Paolo Galimberti. Noi proponiamo per le micro e le piccole imprese che vogliono crescere dimensionalmente a consuntivo, per le imprese che hanno dimostrato di fare investimenti rivolti alla crescita dell'impresa stessa, di fatto per costoro venga eliminata l'IRAP per i periodi di investimento. Richieste che tra poco verranno fatte direttamente al ministro dell'economia Tremonti, atteso qui sulla Laguna, per parlare di cause ed effetti della prima crisi globale, con la collaborazione tecnica di Daniele Di Noia. Da Venezia, linea allo studio. E ora